siamo in un momento in cui le fusioni sono d'obbligo. Guardiamo le banche, guardiamo i comuni, guardiamo l'Europa e quindi nulla vieta che si possa pensare anche a una fusione sportiva. L'ipotesi di una fusione del Treviso con il Portogruaro, neopromosso in Serie B, non dispiace al vice sindaco Giancarlo Gentilini, grande tifoso bianco-celeste e mai rassegnato al capitombolo della squadra in eccellenza. L'ipotesi di far tornare al Tenni una squadra di Serie B, seppur non molto gradita ai tifosi granata, raccoglie consensi a Cassugana. È una ipotesi suggestiva che deve però trovare realizzazione nella realtà, perché voi sapete che gli sportivi trevigiani non amano tanto gli accordi, quindi si dovrebbe o arrivare a una fusione, cioè Trevi, Porto, una cosa così, in modo che ci sia una tifoseria tutta unita, oppure trovare qualche altra soluzione. Di certo nella città dell'Emene l'ipotesi avanzata dal presidente del Porto Summaga Francesco Mio non è stata accolta con grandi entusiasmi, anche perché Treviso par voler porre dei paletti. Certo però che il tempio del Tenni deve avere una grande valenza in tutto il mondo e quindi chi gioca al Tenni deve essere una vera Treviso, sia pure a braccetto con il Portogruaro.